Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla Marca trevigiana, assediata dai furti che non risparmiano nemmeno i bambini. Non è tanto per il valore in sé quanto per l'aspetto, diciamo, di principio, insomma, perché toglierci gli strumenti per poter aiutare i bambini, insomma, lo ritengo una cosa abbastanza vile. C'è tanta amarezza nelle parole di Franco Dell'Anna, promotore con l'associazione La Musica di Angela di un progetto di musicoterapia per i bambini ricoverati nella pediatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Gli strumenti musicali per le attività con i piccoli pazienti sono spariti dalla stanza nella quale venivano custoditi. Non si tratta di strumenti di grande valore economico, delle maracas, una tastiera, un vibrafono ed altri piccoli apparecchi, ma attrezzature necessarie per svolgere le attività con la musicoterapista. Il furto risale a qualche tempo fa, ma l'associazione, prima di denunciare, ha voluto dare il beneficio del dubbio alle ignote mani che si sono appropriate degli strumenti, sperando che magari il ladro si pentisse e riportasse il maltolto. Così non è stato. Purtroppo è successo che questo materiale non è più ritornato e quindi in qualche modo abbiamo dovuto denunciare l'accaduto. Parte degli strumenti è già stata riacquistata. Intanto sui social la notizia ha suscitato grande indignazione, oltre ad una gara di solidarietà per far ripartire il progetto. Resta intanto l'amarezza al pensiero che ci siano delle persone così prive di intelligenza e cuore da privare dei bambini malati di un momento di svago per alleviare la loro sofferenza. Anche perché dietro, insomma, al progetto della Musica di Angela c'è nostra figlia che abbiamo perso proprio in pediatria, quindi secondo me anche il pensiero che qualcuno si sia appropriato di qualcosa che toglie un sorriso ai bambini è triste, sicuramente. Ancora la cronaca per parlare dell'allarme per una 17enne scomparsa di casa, lo leggiamo dal sito di Treviso Today, ne parleremo questa sera nei nostri telegiornali. Conosce un ragazzo in chat per seguirlo, scompare di casa a 17 anni. Letizia Diana, adolescente di origine romena, si è allontanata domenica mattina dalla sua abitazione a Conegliano. Disperati i familiari, in particolare la madre, il timore che sia nelle mani di uno sfruttatore. La madre su Facebook, Ioanna Bottezzato, ha lanciato l'appello per questa ragazzina di 17 anni, la vedete nella foto, scomparsa di casa da domenica. Ne parleremo, come dicevo, nei nostri telegiornali questa sera. Adesso la cronaca giudiziaria, torniamo nel Padovano. Abusi su 3 pazienti, condannato un ex medico del pronto soccorso di Cittadella. Condannato a 2 anni e 4 mesi per violenza sessuale nei confronti di 3 suoi pazienti, un medico in servizio nel 2016 al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella era stato accusato da 6 donne di averle palpeggiate e molestate durante le visite. Il giudice lo ha ritenuto responsabile di 3 episodi, per altri 3 casi invece è stato assolto. Il dottore, 45enne, originario di Messina e oggi residente a Brescia, è stato condannato con rito abbreviato. Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero, ha toccato nelle parti intime una paziente mentre le posizionava l'ecografo durante la visita. Nel novembre del 2016 invece ha preso di mira una minorenne arrivata in pronto soccorso per problemi gastrici. Le pazienti all'epoca dei fatti avevano segnalato alla direzione sanitaria dell'USL quanto era accaduto e subito sono scattate le indagini. Le 6 donne erano residenti a Bassano, Padova, Castelfranco e Tombolo. In passato il medico aveva avuto seri problemi di salute. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Gazzettino, sarebbe stato ricoverato per un periodo a Messina a causa di una sindrome maniacale depressiva. Ed ora il lavoro con 2 storie diametralmente opposte. La prima a Macerata con i 248 posti di lavoro a rischio per la storica tessitura Monti, ma i lavoratori che decidono di non scioperare e di lavorare di fatto gratis per tenere in piedi l'azienda. Depositata la dichiarazione di insolvenza in tribunale, inizia il calvario per i 248 dipendenti tra operai e impiegati della tessitura Monti. Dopo che l'azienda aveva fatto sapere che non si era più raggiunto l'accordo tra il fondo svizzero, l'azienda e le banche, il peso dei 50 milioni di debiti che gravano sulla famosa azienda tessile di Macerata hanno portato all'inevitabile istanza per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale di Venezia. Gli operai riuniti in assemblea hanno deciso in maggioranza, nonostante avanzino 2 mesi e mezzo di stipendio, hanno percepito solo il 50% di settembre, di escludere ogni forma di sciopero per cercare di mantenere in vita lo stabilimento. Se tutti quanti decidiamo di smettere di lavorare da domani mattina, quello che è sicuro è che non ci sarà lavoro per nessuno. Se oggi c'è un barlume di speranza, la dobbiamo portare avanti tutti quanti assieme, perché se invece qui i lavoratori smettono di lavorare
e i clienti, come dire, non credono più, come dire, agli ordinativi che hanno fatto. Il rischio è che possiamo anche smettere di trovarci qui davanti, perché poi un secondo dopo è il fallimento. Sono 248 posti di lavoro che chiaramente non vorremmo perdere, e tenendo conto della storia, persone che in ogni caso hanno un'età anagrafica elevata, per questo la possibilità difficilmente di essere ricollocati, e una professionalità alta nel quale nel territorio non esiste più. A Padova invece l'accordo tra sindacati e società pubblica ETRA per la creazione della banca ore etica solidale tra colleghi. Per la prima volta in maniera organica un'azienda pubblica ha creato un fondo ore etico solidale. È quanto stabilisce un accordo sindacale tra la multi-utility ETRA e i sindacati. Ogni lavoratore potrà cedere le proprie ferie a colleghi i cui giorni di ferie e permessi retribuiti siano esauriti e che si trovino in situazioni di necessità per importanti motivi, come una malattia grave, l'assistenza necessaria per figli, familiari o parenti di primo grado che abbiano bisogno di cure costanti. Altro accordo è la flessibilità, con la possibilità per il dipendente di gestire gli ingressi e le uscite con orari flessibili, con la possibilità di recuperare le ore mancanti entro lo stesso mese solare di utilizzo della flessibilità. ETRA è una società interamente pubblica che gestisce il servizio idrico e dei rifiuti di 70 comuni tra le province di Vicenza, Padova e Treviso, con più di 600.000 residenti. In chiusura, solo per segnalarvi questo appello, queste parole del governatore Luca Zaia. Stiamo parlando del terribile sisma in Albania. La Regione Veneto ha dato disponibilità al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la partenza della colonna mobile della Protezione Civile regionale verso l'Albania, colpita questa mattina, scrive l'ANSA, da una forte scossa di terremoto. Il Veneto conferma anche in questa occasione di essere sempre in prima linea nel portare aiuto nelle emergenze. Ovviamente il bilancio si sta aggravando sempre di più per quanto accaduto nel terribile terremoto in Albania di queste ore. Protezione Civile dunque che potrebbe partire anche dal Veneto per portare gli aiuti. Vi segnalo, come sempre lo dico ad antenna, la rubrica per segnalarci di servizi e problemi, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Adesso la programmazione, ore 13 fra pochissimo, si parla di sanità oggi come ogni martedì, allora parleremo di patologie del colon retto nei bambini, ci spiegherà tutto la professoressa Paola Midrio, direttore della chirurgia pediatrica dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Questa sera invece 20:10, riflettori puntati sul Natale a Treviso, gli eventi Natale e anche la cultura a Treviso, le grandi mostre con Lavinia Colonna Preti, assessore alla cultura del comune di Treviso. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. Il lunedì ci ha stupito con la presenza del sole che a dire il vero mancava da un po' e la settimana proseguirà poi ancora con il bel tempo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 26 novembre trascorrerà all'insegna della stabilità, ampio soleggiamento e cielo poco nuvoloso dappertutto. Da segnalare solamente qualche foschia o nebbia sulle pianure più interne, localmente anche persistente. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 10 gradi, le massime invece tra gli 11 e i 14 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso, non sono previste piogge. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra i 12 e i 13 gradi. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, dove anche qui avremo una giornata soleggiata, salvo per innocui addensamenti sui settori più settentrionali della nostra regione. Temperature minime sui 5 gradi, massime sui 12 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci.